La cooperativa TIEL è una cooperativa di tipo A più B che si occupa di servizi alla persona. Oltre ai soliti servizi che riguardano appunto la cura delle persone con svantaggi, che possono essere tipo psichiatrico come fisico, abbiamo una serie di attività che coinvolgono anche prevedono il coinvolgimento del territorio. Questo per il rispetto di uno dei nostri principi cardine e quindi assieme ai vari progetti di agricoltura sociale che ci vedono coinvolti nell'azienda agricola Cadirico a Ronchi dei Legionari, abbiamo iniziato un percorso con il programma di sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia che ha finanziato il progetto SILC per 275.000 euro. Il progetto SILC ha come obiettivo il rilancio della gelsibachicoltura in Friuli Venezia Giulia. Per raggiungere a questo obiettivo abbiamo formato un gruppo operativo formato da 7 soggetti, l'Università di Udine, il CREA di Padova, il più grande centro di ricerca a livello baccologico in Italia e sicuramente uno dei più grandi in Europa e nel mondo, lo IAL Friuli Venezia Giulia, l'ente di formazione, la cooperativa Contea, le associazioni di categoria CIA e Coldiretti, la piccola fattoria Comugnai e la cooperativa TIEL in qualità di capofila. L'obiettivo del progetto è rilanciare la filiera della gelsibachicoltura, ripristinarla. Una filiera cos'è? Una filiera è un insieme di agenti che operano nel territorio dalla produzione di un prodotto al consumo finale. Per raggiungere questo obiettivo noi abbiamo sviluppato una serie di attività che andassero a stimolare tutte le parti che compongono questa filiera, dalla trasformazione alla produzione fino al consumo. Il progetto ha visto come protagoniste le aziende agricole del territorio che sono state coinvolte per la produzione di bozzoli del tabacco da seta a livello produttivo finalizzati al consumo in ambito cosmetico, che è un settore del quale noi abbiamo individuato delle potenzialità particolari, ma anche per tutta una serie di attività correlate che possono ancora fare reddito oppure possono semplicemente arricchire il contesto culturale friulano, quindi la gelsibachicoltura e il bacco da seta come protagonista di una fattoria didattica, come abbiamo fatto coinvolgendo l'azienda agricola di Luigi Deciani a Cassacco. Il progetto mira a rilanciare la gelsibachicoltura unendo la tradizione con l'innovazione. Perciò il nostro scopo non è quello di riattivare la filiera della gelsibachicoltura facendo le cose come si facevano 100 anni fa. Perciò abbiamo individuato un canale diverso di vendita, un prodotto diverso al filato che garantisse anche un valore aggiunto e un margine alle piccole produzioni. E in questo settore noi l'abbiamo individuato nella cosmetica. La trasformazione del prodotto in questo momento viene affidata a un'azienda veneta che ci produce un prodotto di cura per la pelle che stiamo utilizzando per fare delle dimostrazioni a livello regionale, cercando di spingere il consumo di un prodotto che sia più a chilometro zero possibile. Per quanto invece riguarda l'innovazione scientifica, abbiamo affidato l'incarico all'Università di Udine di creare un modello di coltivazione del gelso che permetta agli allevatori di allungare il ciclo produttivo, quindi sostanzialmente essere più produttivi e quindi avere una maggiore remunerazione, e di sviluppare un prototipo che faciliti le fasi di allevamento degli agricoltori, che renda la produzione più veloce e soprattutto li faccia lavorare in una posizione ergonomica più comoda. Il progetto è una fase avanzata di realizzazione, prevediamo di finirlo con una conferenza internazionale a Grado e rimandiamo tutte le persone interessate al sito internet www.silkepvg.it. Vari sono i motivi per cui ho deciso di partecipare a questa iniziativa. Il primo di tutto è perché ho la fortuna di possedere una piccola azienda agricola nella quale sto cercando di sviluppare delle attività, oltre a quelle tradizionali di coltivazione e di allevamento, anche le attività connesse di agriturismo, di fattoria didattica, di fattoria sociale. E in questa ottica qui l'allevamento dei bacchi da seta ci sta benissimo dentro.
Poi c'è un altro motivo di carattere, se vogliamo, sentimentale, ed è il fatto che io mi ricordo da bambino, dato che la nostra famiglia da tempo, anzi da secoli, praticava la gessicultura e la bachicultura, da piccolo mi ricordo che venivano portate dalla campagna i piccoli bozzoli, che è la stessa cosa che io sto facendo adesso con i bambini delle scuole o anche i bambini che ospito nella mia proprietà, è quella di far vedere questa storia meravigliosa e affascinante di come un verme possa trasformarsi in una farfalla.